Io spero proprio di sì, l'idea del teatro è, per me non dare commediole, nel senso un lieto fine generico, no? Per poter uscire dal teatro dicendo ah beh dai, è andata bene. La speranza è, quando scrivi un racconto del genere, la speranza è di dare materiale per il pensiero, per rimuginare sopra, e quindi la speranza mia è che questi Bepi hanno sofferto delle cose perché le altre persone non debbano soffrirle più. Quindi è ovvio che c'è speranza. Poi in questo momento ci sembra di essere dentro una specie di loop in cui tutto viene ripetuto come errore ancora una volta, però c'è la speranza, c'è una speranza di fondo che è, primo, la capacità enorme di sopravvivere della razza umana e la capacità di trarre bellezza anche nei frangenti più assurdi, più terribili. E la seconda è che l'esperienza comunque giova a mettere le cose nella giusta prospettiva, e per questo cerco di raccontarlo il più possibile. Non è un caso se io pensavo ad esempio, no, che il racconto su mio padre partigiano fosse una cosa che interessava ormai solo me, e invece no, interessa a tanta gente, primo perché è una metafora, no? Della condizione umana di resistenza all'oppressione in tutte le sue forme, e secondo perché adesso torna cogente l'interrogativo, no? Cosa significa resistere? A chi resistere? È giusto prendere le armi? È giusto obbedire, come abbiamo sentito prima, no? E per cui c'è questa cosa, c'è la forza dell'essere umano e la bellezza, che non è forse salvifica, però sicuramente aiuta.